Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati in questo San Silvestro, primo Casson, secondo Mognato, terza Murer. Fosse stata una gara sportiva, questo sarebbe stato il podio, invece parliamo delle primarie del Partito Democratico in provincia di Venezia, ma ci sono state anche le consultazioni di SEL che hanno visto l'affermazione di Rita Zanutel alla Camera e di Nadia Grillo al Senato. La politica nel nostro primo servizio. Abbiamo dato la possibilità agli elettori del centro-sinistra di scegliere i propri candidati al Parlamento, abbiamo abbattuto il famigerato Porcellum, la legge elettorale totalmente negativa, e la partecipazione è stata quella prevista anche un po' superiore. Con 4.914 preferenze su 14.083 partecipanti, il 18,6% del totale, Felice Casson è stato il candidato più votato in provincia di Venezia alle primarie del PD, ma anche se molto soddisfatto del proprio risultato si sofferma sul successo che ha ottenuto questo nuovo modo di scegliere i candidati, ora l'impegno è aiutare i più deboli. Il Veneto ha bisogno di una politica sociale diversa nei confronti delle fasce più deboli, di chi è di meno e che viene continuamente tartassato. Centro-sinistra si ripropone anche al governo della regione Veneto. Casson insiste sulla necessità di smettere di colpire sempre già chi paga. C'è soprattutto bisogno di equità sociale, è ora di finirla di tartassare sempre chi è di meno, chi lavora e suda col proprio lavoro, e invece i grandi patrimoni immobiliari e immobiliari sono praticamente intoccati. Alle spalle di Casson e quindi certi dell'approdo in Parlamento sono arrivati Michele Mognato, il segretario provinciale con 3.620 preferenze, e Delia Murer, parlamentare uscente con 2.836 voti. Quarta con 2.531 voti Sara Moretto, che supera di sole 6 preferenze Stefania Busatta. Jessica Pavan, renziana, è arrivata all'8° posto con 1.608 preferenze. 11° l'altro renziano dell'8, il consigliere comunale Jacopo Molina con 1.153 voti. Deludenti risultati per Marco Stradiotto, sesto con 2.116 preferenze, e per Rodolfo Viola, nono con 1557. Per Sinistra Ecologia e Libertà, prima alla Camera Rita Zanutel con 431 preferenze su 1041 votanti, al Senato si è imposto Nadia Grillo con 466 voti. Dopo questo risultato Casson apre a Monti, ma una condizione. Noi abbiamo un programma molto preciso su tutti i settori della vita sociale, politica e economica. Se va bene a Monti e al centro ci va bene, e ovviamente non si può governare il Paese da soli, e quindi cercheremo le alleanze però sui nostri contenuti. E a proposito di politica, si è conclusa con qualche ora di anticipo rispetto al previsto la vacanza a Venezia del premier uscente Mario Monti. Lasciata dunque la famiglia nell'albergo a 2 passi dal Canal Grande, il professore ha ricevuto il prefetto e si è poi diretto all'aeroporto con destinazione Roma. Vediamo. Rientro anticipato a Roma per il premier dimissionario Mario Monti, che lascia la pensione a 2 passi dal Canal Grande dopo 3 giorni di vacanza privata a Venezia. Dopo aver fatto il turista insieme alla famiglia e ai nipoti fino a ieri, con tanto di visita a musei e campanile di San Marco, l'ultimo giorno dell'anno è stato di nuovo caratterizzato da impegni istituzionali. Il premier, visto al lavoro con computer portatile e telefono già alle 7 del mattino, ha ricevuto poi in albergo la visita del prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, un incontro particolarmente cordiale ma interrotto da numerose telefonate ricevute da Monti. Alle 13 poi, con alcune ore di anticipo rispetto al programma, ha lasciato l'albergo da solo, salendo a bordo di un motoscafo con un paio di addetti alla sicurezza e scortato da un'imbarcazione della polizia per dirigersi all'aeroporto di Tessera, salutando i pochi giornalisti presenti sul lato opposto del canale. Trascorsa la giornata a Roma, il premier dovrebbe poi festeggiare il Capodanno a Milano, insieme al resto della famiglia. Per lui c'è da proseguire l'ordinaria amministrazione del governo in attesa del voto, ma anche la definizione di regole e agenda elettorale delle prossime settimane. In queste ore il professore sta decidendo le regole per far parte delle liste che porteranno il suo nome. Le indiscrezioni parlano di nessun politico per la Camera e politici con limite di 3 mandati all'attivo al Senato.